Eccoci tornati dopo 54 km, siamo alla tappa dell'aeroporto Marco Polo. Dietro a me la cosa più importante che è la torre di controllo, senza della quale qua non va avanti niente, non si muove. E siamo un po' in ritardo perché a Mestre, ci siamo persi su un parco perché non c'era l'uscita. Ma che bello, ma come fai a progettare un parco se non fai l'uscita? Sei coglione. Panifici, negozi, tutto chiuso di mattina, di domenica, ostia. Però ne ho trovato uno e tra poco potrò mangiare finalmente qualcosa di decente. E per il resto, siamo stati fortunati, qui ha piovuto, anche il viaggio poteva sembrare un po' così destinato, anche la prima parte, perché appunto partendo alle 10 aveva piovuto e poteva andare tutto in malora, invece no, siamo stati fortunati. Dietro di me un aereo dell'EasyJet che parte, lo bombardiamo, no, davanti quelli che fanno il catering, bene, grazie, non ce ne frega niente. E adesso siamo un po' in ritardo, vediamo di arrivare sani e salvi perlomeno a Caorle. Ci vediamo alla prossima tappa. Ciao ciao. Eccoci, dove corri? Ah sì, sto correndo a Mestre, vero, eravamo arrivati proprio lì a Mestre, eravamo arrivati, dai, muoviti allora, dai che ricominciamo da capo. Dove eravamo? Ah, sul ponte, giusto, te hai ragione. Bene, torniamo sul nostro ponte, eccoci qua di nuovo sul ponte. Dove eravamo rimasti? Sì, certo. Che trovavo la strada sbarrata, quindi se al futuro non puoi cambiare la sorte, teoricamente la trova anche sto giro la strada sbarrata. Vabbè, porteremo pazienza. Non girare. L'altra volta ero io a incitarlo a girare, vedi, vabbè, allora giriamo. E come al solito, eccoci qua. Stiamo andando nella tana della volpe, incontro la nostra dura sorte. Questa aspra recinzione che la via mi occlude. Va, 2 metri mi toccherà fare il giro della Madonna. Ma che roba, 2 metri, neanche. Cosa ci voleva fare un'uscita? Risparmiavano anche recinzione, no? E vabbè, insomma, allora gironzoliamo per questo parco. E poi io pensavo fosse anche piccolo, No, in effetti mi sbagliavo. Forse mi sbagliavo proprio del tutto. E quando inizi a girare questi parchi belli grandi, il rischio, ahimè, è proprio quello di perdersi. Ma io sono più forte, speriamo di non perderci. Dove sono finito? Ehi, Diego, dove sei finito? Mi sa che ci siamo persi. Ed è così che dopo aver girato in lungo e in largo e essere arrivato fino a Capo Nord, da notare, guardate che bel parco comunque, indicazioni, cartelli stradali, al momento ci saranno anche i vigili, comunque ecco che abbiamo preso una via a caso e stiamo... L'uscita! No! Ma dai! Attenzione signori, sembra che abbiamo raggiunto l'uscita, sembra.
Sento la folla che acclama. Forse ce l'abbiamo fatta. Forse ce l'abbiamo fatta. Forse. Stringiamo i denti. E no, non ce l'abbiamo fatta. Siamo usciti in autostrada. Dove siamo usciti, ostia? Io capisco di avere un po' prototipo, ma qua non si può uscire, Cristo. Dove siamo? In autostrada, ostia. Ma che roba. Ma dimmi te se si può mettere l'uscita di un parco in autostrada. Che cavolo mi sta sorpassando? Sento un rumore strano provenirmi da dietro. L'auto di Topolino mi ha appena sorpassato, ma com'è possibile? Non siamo in autostrada. Siamo finiti. Non so. Lasciamo perdere. Vabbè. E adesso come torniamo sulla retta via? No, beh, aspetta. In lontananza qualcosa vedo qualcosa. Sì, è il ponte, mamma mia, io ho fatto il giro della Madonna. 15 km dentro un parco per fare 2 metri, per non farci protesterò col comune di Mestre. Ad ogni modo sembra che ce l'abbiamo quasi fatta, sembra. E tutto perché io ho voluto sorpassare questo grande incrocio nella maniera più sicura possibile, diciamo. Ecco, alla fine mi sono dovuto fare strada in più e pure l'incrocio, va la roba. E dimmi te, io non lo so, vogliono proprio ammazzarmi, Diego VS lo Stato. Vabbè, stanno cercando di ammazzarmi. Questa rete stradale, ecco il nostro ponte, guardate che è un bel ponte, comunque. Niente da dire sul ponte se fosse aperto anche l'uscita, no? Ostia. Vabbè, e sembra che ce l'abbiamo fatta. Ora sì che il nostro viaggio può ripartire, finalmente era ora, caspita, abbiamo aspettato tutti questi minuti per poter ripartire col nostro viaggio. Accidenti, questa perdita di tempo la pagherò cara, mi sa. Vabbè, via da Mestre, shock, via. Ecco, siamo usciti dai limiti comunali di Mestre e andiamo tramite la SS14 in direzione della prossima meta, che è la tappa, quella di Tessera, all'aeroporto Marco Polo. Vai, qua adesso attraversiamo Campalto e andiamo via di corsa su. E qua invece siamo su SS14 in direzione dell'aeroporto Marco Polo di Venezia. Tra poco dovremo arrivarci con un po' di ritardo perché appunto quel parco del cavolo, ma ne parleremo tra poco. Ciao Diego, non ho mica capito, o parli te o parlo io. Non è che possiamo parlare assieme, cioè se parli te nel video io non commento più dopo. Spiegami, cioè dimmelo che ti stai a commentare anche te, che cavolo. Oh, ehi, là c'è il mio campo. Ma busy, sì, dovrei schicciarmi, busy, dove vai a atterrare? Ostia, oh. Ok, sono appena stato sorpassato da un volo a bassa quota. Ma il mio povero campo, mi sa che non ne rimarrà nulla. Vabbè, sempre sulla SS14 direzione appunto. Oh, c'è un cartello stradale, vediamo. Ve lo dico subito. Serve la tessera per entrare. Accidenti. Vabbè, entreremo senza tessera, non ci facciamo vedere. Shh, silenzio ragazzi. Ce l'abbiamo quasi fatta, dai, taci che non ci sono i vigili che non ci beccano senza tessera. Via. Ed eccoci qua al nuovo ingresso, hanno cambiato tutta la viabilità davanti all'aeroporto Marco Polo di Venezia, guardatela, adesso sembra un'autostrada questa, sì, hanno fatto l'ingresso un po' diverso, vabbè, intanto noi ci entriamo per evitare tutto il traffico che ci sta attorno, quindi entriamo dentro l'aeroporto, via, gira di, dai però muoviti che non è che ho tutto il giorno per stare qui seduto a commentare questa avventura. Che è già il secondo episodio di 3, addirittura 3 episodi, vabbè, qua è dove ci siamo messi l'altra volta a commentare, quindi non diciamo di no, non ci fermiamo un'altra volta a commentare qui. Prosegui. Dentro il cantiere, entriamo dentro il cantiere, si può? Scusate, disturbo? Meglio di no, potrei disturbare i lavori, non vorrei. Dove potrei andare a registrare? Dentro in pista. Entriamo in pista, signori, scusate, disturbo? Forse meglio di no. E alla fine, insomma, vabbè, proprio per disperazione ho scelto il posto davanti alla torre di controllo dove ho anche mangiato, visto che mi stavo mangiando anche le mani a momenti.
Beh sì, è dura ragazzi una di domenica. Guardate, tutti questi autoscattolati qua. Ah, quanti, tutti parcheggiati. Vivete con la bici. La bici è la soluzione che non inquina. Ragazzi, sveglia. Io vi supero. Facile superare quelli che sono parcheggiati. Comunque continuiamo, adesso entriamo dentro una statale un po' più confusionata, se si può dire così. Vabbè, tanto, come il termine autoscatolati, chi se ne frega. Ehi, e che è? Ah, pista la Formula 1, uè, te brucia la patente. Ma vai. Vabbè, continuiamo su questa statale. Guardate, qua il paesaggio è già più libero, sgombro da... Non ci sono più cittadine per l'arco di 6 o 7 km, solo campagna, agricoltura al 100%. E auto che corrono a tutte... Ma che c'è un aereo che vi incorre? Oh, dove correte? Ma niente. Vabbè, io penso di potervi salutare qui perché adesso la fine gliela faccio fare a Diego, quello che sta in bici. E quindi con questo secondo episodio di Padova Caul io vi saluto, vi invito a vedere anche il terzo, perché cioè se avete fatto la fatica di vedere il primo, secondo, e guardatevi pure il terzo a sto punto. E vi saluto qui, ci rivediamo col terzo appunto prossimamente, sempre qui, sempre su Fishammer Channel. Grazie per averci seguito, a te Diego. Fermi nel mezzo del nulla a dissetarci. Sì, da notare il mio tesserino. Ecco il nuovo sport nazionale, farsi sventolare nella Venezia Giulia. Almeno le macchine a qualcosa servono, a fare aria. Ciao!